Che anticipa il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Lorenzo Michelli, critico d'arte, curatore della Galleria Spazzapan di Gradisca. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Assieme a Lorenzo Michelli parleremo di un triestino eccellente, di un triestino che potremmo definire tra l'altro uno, nessuno e 100.000, perché le sfaccettature di Gillo Dorfles sono notevoli. Del resto, uno che è vissuto 107 anni, se non mi sbaglio, 107, ha avuto anche tempo di... Però cominciamo da questo, Lorenzo, parleremo anche di uno spettacolo che è stato ricavato, fra l'altro, da una tua intervista, a Dorfles. Dovendolo definire, perché è difficile definirlo, non è critico d'arte, potrebbe anche andare, però era è stato tante cose. In realtà quello che mi anche aveva sorpreso, lui ci teneva moltissimo alla sua attività artistica. Innanzitutto proprio con pittori, ci teneva moltissimo. Quando aveva fatto la grande mostra a Palazzo Reale a Milano, era anche così, era ovviamente emozionato, era anche preoccupato, non tanto, lo diceva, lo ha detto anche appunto, non tanto del pubblico ma dei suoi colleghi, e quindi era ci teneva moltissimo, praticava quotidianamente la pittura, con un fare, diciamo, particolare, anche intuitivo. Lui era stato fondatore del movimento d'arte concreta, ma nella sua attività appunto prediligeva questo elemento intuitivo che torna anche appunto nell'intervista che avevo realizzato. E da questa intervista è stato tratto uno spettacolo che andrà al Miela, se non mi sbaglio. No, cioè adesso si svolgerà ancora, adesso non lo so le date, non conosco, però è stato prodotto dal Teatro Miela Cooperativa Bonaventura, curato da Laura Forcessini, con la regia di Massimo Navone. Bravissimi gli interpreti, Adriano Giraldi e Marco Puntin. Marco Puntin ha ripreso gusto a tornare in scena, ma sono molto contento. E hanno messo in scena questa intervista. Devo dire la verità che il risultato è molto interessante, perché era un format, diciamo che il libro era tutta una sorta di scambio appunto di domande, 99 più una domande, perché lui stesso Gillo aveva detto non 100 per scaramanzia, diciamo 99 più 1. Ho capito. E quindi estendo anche delle domande, anche delle risposte molto sintetiche. Devo dire la verità che sentire, cioè il linguaggio diverso, la scrittura, è molto interessante così, perché c'è deve fare un effetto strano anche. È un effetto strano rivedere, anche perché rivedere, cioè vedere, osservare, ascoltare quanto lui invece diceva. Naturalmente sono le sue parole, quindi è il suo eloquio, il suo modo di parlare, e naturalmente abbiamo spaziato in tutti i settori, dallo sport appunto all'architettura, dal buon gusto al cattivo gusto, dallo snob, chi è lo snob. E la sua risposta è stata, cioè, cos'è l'uomo? È l'uomo kitsch, no? E quindi c'era questo, naturalmente lui è l'autore del kitsch. Sì, e quindi tutto torna, ecco, insomma. Tutto torna. Senti, Giraldi impersonava l'intervista. Giraldi era Giraldi era Dorfles. Giraldi era Dorfles. Beh sì, oggettivamente sì, anche. E Marco Puntin, che tra l'altro era me. Era me che comunque, lui comunque esperto d'arte, insomma, dopo la sua lunga attività, insomma, di gallerista, eccetera, quindi comunque sono entrati molto bene in questo mondo di, come dire, perché poi, ecco, come dicevo, tanto quanto Gillo Dorfles utilizzava l'intuizione nell'arte, era invece nella vita era grazie alla sua grande osservazione, un osservatore delle cose mondane, un osservatore finissimo della cultura, dell'importanza delle lingue, dello sviluppo, quindi era anche, insomma, diciamo che aveva molto viaggiatore tra gli stili, no? Ma viaggiatore concreto, insomma, con dei rapporti internazionali, insomma, conosceva benissimo l'America, tutta l'Europa, il Giappone, insomma, quindi conosceva profondamente le culture, quindi un giacimento incredibile. Secondo te, qual è dei tanti aspetti di Gillo Dorfles quello che
meriterebbe adesso un approfondimento maggiore o migliore, nel senso, essendo tante appunto le sfaccettature, giocoforza si rischia di, come dire, di lasciarne fuori qualcuna. So per esempio che, questo è un bene, molti a Trieste ne parlano, Marianna Cerboni è una di quei, però secondo te che cosa varrebbe la pena di andare a cercare o di approfondire? Ma bisogna tener vivo, secondo me, tener vivo soprattutto tutta la sua esperienza, cioè la rete di rapporti che lui aveva così intessuto e che le persone, cioè la perdita, il rischio di perdita è anche delle persone che sono citate in questo libretto, ma non soltanto nel mio libretto, insomma, diciamo, ma che lui lo definiva, alla fine era contento di questo libretto che diceva un libretto giallo. Il nostro libretto giallo è venuto, mi piaceva, ma soprattutto sì una rete di relazioni di personaggi molto importanti della cultura internazionale, insomma, di un secolo. E quindi questa sorta di personaggi che appunto lui conosceva anche, forse questo è emerso anche ieri sera, anche perché naturalmente ieri è stata un'interpretazione perché non potevano essere lette tutte le 99 domande, e emergeva questo grande interesse per la lingua, che rispecchia appunto la società naturalmente in cui l'evoluzione della stessa, ma soprattutto la comunicazione, quindi la comunicazione, cioè la comunicazione tra le persone e anche la possibilità degli scambi. Essendo molto curioso, essendo anche molto così creativo dopo l'osservazione, Gillo Dorfles riteneva appunto la lingua, come dire, lo strumento essenziale per il vivere civile, per il vivere civile, sì, e per in qualche modo la crescita collettiva. Sì, è passato quanto tempo dalla scomparsa di Dorfles? 4 anni? No, 10, 18, 5. Ah, 5 anni, quindi insomma, ecco, allora, posto che io non so se gli sia stata dedicata qualche cosa in città, eccetera, non mi sembra francamente. Esiste una fondazione comunque che appunto, però non c'è, via non si può, perché si devono passare 10 anni, cosa che mi sembra una stupidaggine enorme, che debbano passare 10 anni perché una persona meritoria abbia l'intitolazione di una via, posto che fra l'altro è una questione molto difficile per tutta una serie di cose, però insomma, ecco, sarebbe il caso che, non mi risulta, che non vorrei... ma non sembra neanche a me. Se fosse stato fatto chiediamo scusa, però mi sembra di capire che non c'è stata appunto, e quindi sarebbe il caso che chi di dovere si dia anche una mossa, insomma, perché non possiamo non, come dire, stracciarci le vesti quando questi personaggi se ne vanno e poi dopo non far nulla per ricordarli. Io trovo, ma non perché sono stato suo allievo, trovo che sia disdicevole che non ci sia nulla in città che ricordi Decio Joseffi, ma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, è un altro discorso. Laddove invece volevo chiederti, io rimango sempre, so che tu collabori anche, insomma, sei anche all'interno di ERPAC. Sì, Galleria Spazzapan è gestita dall'ERPAC, quindi io ogni volta che ci sono delle iniziative di ERPAC al Magazzino delle Idee, sì, io rimango affascinato da quel luogo, da come si possono allestire delle mostre appunto in Corso Cavour. Come siamo da questo punto di vista, secondo te, a Trieste? Cioè, ci sono luoghi sufficienti Direi pochi, perché tutto sommato è una città in grande fermento, come si può notare, sono necessari appunto degli spazi anche proprio per valorizzare anche il nostro patrimonio, ma soprattutto anche dei luoghi in cui sì, si vanno a vedere le grandi mostre, ma i musei, i luoghi collettivi legati all'estetica, sì, legati all'estetica devono essere come dire, accessibili, grandi, ben strutturati. Certamente
certamente c'è questo desiderio, secondo me, della cittadinanza di poter in qualche modo anche avere più se, spazi. Se capisco... Non ci sono molti spazi, anche per le conferenze, ad esempio, per gli incontri non è moltissimo. Anche perché poi se capisco, le cose da esporre ci sarebbero. No, ci sono, sì. Sì. E poi in una città, questo si sa che dal punto di vista dell'associazionismo, anche delle attività culturali, non è ricca di più. Sarebbe bello, adesso non so che intenzioni abbiano le persone che hanno acquistato quell'edificio in via Università al numero 5, che per noi quando frequentavamo l'università era Palazzo non mi ricordo magnifico. Il nome. Vienello, cos'è? Adesso Non mi ricordo il nome, non ho difficoltà a ricordarlo. Per noi era qualcosa di mitico perché ce ne parlavano i nostri docenti, sì. E quello è un luogo che si presterebbe benissimo come luogo d'esposizione e anche come luogo di conferenze, eccetera, tanto che poi là una volta si tenevano le lauree di lettere, venivano fatte. Molto affascinante. Sarebbe il caso di intervenire. Oppure raddoppiare la Rotella, fare un intervento di arte trasparente, di trasparenza, collegandolo alla... Vabbè, ma queste sono idee utopiche, insomma, che diciamo. O anche, come dire, soppalcare il Salone degli Incanti. Che siamo tutti quanti... È bello, no? Sognare oppure avere queste... Bisogna avere queste utopie. Chissà poi che qualcosa di tutto ciò... Abbiamo comunque tutta la zona del Portovecchio che Gillo D'Orso appunto ricordava, appunto, proprio lo ricorda anche nell'intervista, insomma, che abbiamo questo lungomare incredibile, lo dice lui stesso, no? Cioè dal Piazza Unità fino a Barcola, è tutta la costiera, è qualcosa di veramente eccezionale, e definisce Trieste come la città, una delle città più belle d'Italia, ma d'Europa, lo diceva. Poi lo dicono tutti, lo dice sarà anche Gillo, vero probabilmente. Sarà anche vero, sì. Senti, ci abbiamo alla conclusione. Invece, secondo te, c'è un artista triestino, qui andiamo anche a gusti, mi rendo anche conto, già sono preoccupato. O una corrente, forse così una corrente? Che secondo te dovrebbe essere un po' più considerato? Oppure, possiamo anche dirlo, potrebbe anche darsi che tutto quello che si poteva fare è stato fatto anche. No, c'è tantissimo da fare. La pregevole anche l'editoria, no? Anche la Fondazione Cerre Trieste, con tutti gli autori, ma diciamo che dal secondo dopoguerra alla contemporaneità è tutto un lavoro da riprendere e a valorizzare, anzi bisognerebbe proprio dedicarsi moltissimo a questi gli ultimi 70 anni. Che è sempre più difficile, no? Perché non c'è la distanza storica e quindi alla fine... E poi l'artista di per sé adesso è un'altra cosa rispetto all'epoca. Adesso diciamo che in quegli anni magari era più autorevole la figura dell'artista, no? Figure come Mascherini, oppure in questo senso. Forse adesso si perdono. Adesso si perdono in qualche modo perché c'è un'altra identità e quindi invece bisogna valorizzarle. Abbiamo tempo ancora per chiederti che cosa c'è in Spazzapane in questo periodo? In questo momento in Spazzapane stiamo lavorando su questa mappatura dell'arte contemporanea e d'estate, adesso alla fine dell'estate organizziamo un secondo simposio perché noi siamo proprio il luogo dell'arte contemporanea, insomma, della regione. Allora, grazie a Lorenzo Michelli per essere stato con noi, buon lavoro e buona estate. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20 apriremo con questa bella impresa della Pallacanestro Trieste che è entrata nelle finali. Poi dopo è meglio che questo spieghi tutto Marco Stabile, perché io di sport sono un osservatore informato, ma non mi addentro in determinati particolari. Grazie ancora Lorenzo, grazie. A più tardi dopo la pubblicità. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque la Pallacanestro Trieste ha vinto gara 3 contro Unieuro Forlì con il risultato di 85-68, chiudendo la serie sul 3-0. La squadra di Gianmion Christian ha conquistato così la finale promozione. Cinture allacciate
è tutto pronto per questa gara 3 che potrebbe già decidere la serie fra Trieste e Forlì. Vildera che torna a sostenerlo nel suo lavoro nell'andare, canestro, Eli Brooks, 2-0 Trieste. Ancora Ruzier con 8 secondi, deve inventare in velocità, va da Candussi, post basso contro Pollone, canestro, fallo, tiro libero supplementare. Pollone vuol giocarsi l'1 contro 1 con Brooks, poi va dall'americano, spalle canestro con Vildera, si prende un tiro con grandissima classe. 6-4, Michi Ruzier penetra, tira, fuori equilibrio, canestro, pazzesco di Michele. Qui 10-4 Trieste, Zampini fino in fondo, canestro, 4 punti anche per lui. Discrepanza forse di qualche decimo fra il cronometro dell'azione d'attacco e quello del tabellone luminoso del Palatrieste. Brooks si prende la tripla e l'uomo dei finali. Primo quarto, Trieste 19, Forlì 11. Ribalzo di Vildera, fuori per Michele che ha spazio e si prende il tiro e fa bene. 3-3. Fatica Forlì a trovare un pertugio, Zampini ci prova dalla lunga distanza, gran tiro di Zampini. Quintetto base di serata considerata l'assenza di Justin Reyes. Va Ruzier per Candussi. Ruzier a 9 secondi sul cronometro, vede Brooks, lo serve, ha spazio, prende il tiro, prende il canestro e sono 3 punti e Trieste torna sui più 10. Scarico per Brooks, in pitturato ci sarebbe Vildera, ma Brooks vuole andare fuori per Ruzier, ha un po' di spazio, prende il tiro, lo segna, ma certo che lo segna. Michi Ruzier, playmaker, realizzatore, leader di questa squadra. Trieste 42, Forlì 32, se la gioca lo stesso Vildera in pitturato con Zampini, si gira, vede nell'angolo, Menalo può prendere un tiro comodo, 3 per Leo. Trieste ha un vantaggio di 18 punti, 63-45 in questo momento. Il blocco accennato di Magro, non lo sfrutta, si gira, va dall'altra parte da Radonic che prova il tiro dalla lunga distanza e lo mette. Una questione di contatti che in questo caso ci stanno nell'ambito della partita. 64-53, circolazione di palla per linee esterne, premiare Filloi che mette una tabellata che solo lui, Radonic vede Cinciarini, lo serve, scaglia il tiro senza paura e lo segna Cinciarini. Vildera 5 secondi, riceve da Ruzier, illumina con l'assist Michele, chiude il Barba. Gli chiude la strada, Cinciarini va nell'angolo da Zampini, lo cavalca, ora che è caldo, tripla importante di Zampini e Forlì torna sotto quota 10 punti di svantaggio. Brooks a ricevere, Filloi non ci pensa un istante, la tripla che inizia a indirizzare decisamente il match e lo indirizza lui da Cordova, Ariel Filloi. L'iniziativa personale di Cinciarini, fade away diciamo così alla sua maniera. Pallone a terra di Pollone, onore delle armi, Trieste ha vinto, Trieste chiude la serie con un altro cappotto, 3-0 e va in finale promozione con il sogno di riconquistare la Serie A1. Andiamo adesso in sala stampa per le interviste dopo la vittoria dall'allenatore della Pallacanestro Trieste Cristian al general manager Mike Arcieri. You know, I think I'll start with, it's just an incredible night for our organization. Partirò dicendo che è stata una notte incredibile per tutta la nostra organizzazione. And an incredible night for our fan base. E una grande nottata per i nostri tifosi. Don't think it's not lost on me the struggle that's been in this building for the last few years. Non pensate che io non mi renda conto dei problemi che sono stati in questo palazzetto, in questa arena negli ultimi anni. You know, part of the reason why we're all here is to create positive change in our community. E una delle ragioni per cui siamo tutti quanti qui è cercare di portare un cambiamento positivo nella nostra comunità. You know, it feels good to pull out a victory and see all the smiles and the energy back in the building. Veramente molto bello vedere la gente applaudire una vittoria e avere tanta energia positiva e felicità nel palazzetto. I felt like tonight was a real celebration with our fan base, with our team. Penso che stasera sia stata veramente una grande celebrazione con i nostri tifosi della nostra squadra. And it's just beautiful to see. Ed è veramente molto bello da vedere.
first of all to our ownership, Paul Matiasic and Richard DeMeo, who've traveled a long way to come here and be with us tonight. It's been really spectacular to spend this time with them and to have them come home to Trieste and see what they've invested in, what they've brought together. Prima di tutto a Paul e Richard che sono venuti qui, è stato bellissimo vederli arrivare qui, passare del tempo con loro, vedere insieme a loro quello che loro hanno costruito in questa città e con questa squadra. I nostri proprietari sono stati coinvolti ogni giorno da agosto. Sicuramente è difficile essere sull'altro lato dell'oceano, ma noi apprezziamo tantissimo quello che avete fatto. Non so quanti abbiamo avuto stasera, 5.744. Allora, ovviamente è stato bellissimo vedere la curva, il DJ, il drum squad, tutto il rosso, tutti i tifosi. Allora, ancora dico questo sempre, ancora non abbiamo fatto niente. Sicuramente è importante vincere, volevamo giocare in giugno e adesso possiamo giocare in giugno. Credito a Jamie, allo staff, ai giocatori che hanno vissuto un campionato così, con tanta emozione, ma erano sempre insieme. Credito a lui, lo staff e tutti lo staff che lavora qui. Colleghiamoci adesso con la sala operativa della polizia locale, ci aspetta l'ispettore Lionello Schillani, al quale chiedo, penso che lo avrebbe detto sicuramente, però se può indicarci e ricordarci soprattutto le chiusure domani delle rive, se non erro, per quanto concerne il raduno dei Fanti. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, inizierei con la solita routine della mattinata che è trascorsa senza interventi degni di nota. Attualmente il traffico è scorrevole e non abbiamo interventi in atto, è diciamo un traffico nella norma stagionale, bella giornata, un po' di rallentamenti sulla riviera di Barcola e sulla zona delle rive, sia per la presenza delle navi, quindi interdetta l'area di sosta della stazione marittima e via vai degli autobus appunto, che raggiungono le navi. Questo pomeriggio inizieremo appunto con la manifestazione del 36esimo raduno nazionale dei Fanti d'Italia. Oggi pomeriggio in Piazza Unità si avranno le prove, quindi anche qui avremo dei rallentamenti, nessuna chiusura odierna, ma rallentamenti per l'arrivo dei Fanti, le prove, alcune deposizioni corone che avverranno sia a Riviera di San Sabba che in Piazza Oberdan e quindi anche qui ci potrebbero essere dei rallentamenti. Il clou sarà nella giornata di domani e ribadisco che le rive saranno chiuse dalle ore 6 alle ore 14.30. Questa chiusura verrà da via Mercato Vecchio fino a via Milano, quindi un tratto più largo del solito. Naturalmente sono già stati posti divieti che entreranno in vigore alle ore 6 di domani mattina e quindi dovremo sgomberare i veicoli, quindi fare attenzione ai divieti che sono già stati posti e entreranno in vigore, ribadisco, domani. Per quanto riguarda le altre manifestazioni, per la giornata odierna non ci sono, per domani invece avremo contestualmente anche un raduno di vespe qui in città, non sto a elencare tutte le vie, dovrebbero partire dalle 10 da Parco Boveto e percorrere alcune vie della città e poi recarsi sull'altipiano. Saremo anche qui, accompagneremo i veicoli dando il loro ausilio viabilistico. Inoltre domani mattina c'è anche una processione della Beata Vergine delle Grazie. Alle ore 9 inizierà questa cerimonia, 9.30 per la precisione, da via Rossetti 48 i fedeli usciranno dalla chiesa e percorreranno la via Chiadino, via Pascoli d'Azeglio, Pietà Gatteri per rientrare in via Rossetti. Dovrebbe svolgersi in un'ora e mezza tutto, anche qui saremo sul posto per le deviazioni in atto. Ancora una piccola nota, sì. E dopo l'Istituto Scolarigna abbiamo una nota di servizio, sono stati chiusi i giardini pubblici per delle manutenzioni, il giardino pubblico dei Tomasini di via Giulia e il giardino di via Catullo rimarranno chiusi al pubblico fino al 27 compreso, quindi dal 28 da martedì saranno di nuovo utilizzabili. Un'ultima cosa, ispettore, le chiedo scusa, le chiusure per quanto riguarda il raduno dei Fanti si protrarranno fino a che ora circa? 14.30 ho ribadito, dalle 6 alle 14.30.
Sì, di solito l'ordinanza parla fino a cessate esigenze, Okay. Di solito dovrebbe essere in 14.30, in quanto verso le ore 12-12.30 dovrebbe essere il deflusso dei fanti, quindi dei vari manifestanti, quindi tempo dopo di sgomberare la strada e riaprire. Quindi diciamo 14.30 dovrebbe essere un'ora abbastanza indicativa. Perfetto. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Cronaca adesso, sorpreso con la droga nello zaino, poi il blitz della polizia nella casa dello spacciatore dove è stato rinvenuto altro stupefacente e il materiale per confezionarlo. L'uomo, un 34enne italiano, è stato arrestato. Arrestato a Gorizia un 34enne italiano per detenzione di droga a fini di spaccio. L'operazione della polizia è avvenuta in pieno centro cittadino lo scorso 6 maggio. Gli agenti della squadra volante, della squadra mobile e della questura hanno notato una persona con atteggiamento sospetto percorrere a piedi Corso Italia. Il sospettato è stato fermato dagli operatori. L'uomo si è mostrato subito evasivo e agitato, tanto che i poliziotti hanno deciso di avviare la perquisizione. E infatti all'interno di alcune buste per tabacco riposte dentro lo zaino che il 34enne teneva in spalla c'erano 20 grammi di hashish e 635 euro in contanti. Dopo il ritrovamento la perquisizione è scattata anche a casa del sospettato. Nel suo appartamento gli agenti hanno trovato altri 166 grammi di hashish, un bilancino di precisione per pesare la droga e 6 grinder per macinare la marijuana, nonché 1360 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Il 34enne è stato arrestato e la droga sequestrata. Secondo i dati resi noti dall'ufficio studi della CGA di Mestre, nella nostra regione il ricorso al super bonus edilizio ha interessato il 4,5% delle unità abitative. Il documento dell'ufficio studi è fortemente critico nei confronti del provvedimento. In Friuli Venezia Giulia il ricorso al super bonus ha interessato il 4,5% delle unità abitative presenti in regione. Tra tutte le regioni del nord-est la percentuale riconducibile all'area territoriale più a est del paese è la più bassa. Il dato medio in Italia si è posizionato attorno al 4,1%. Se in Friuli Venezia Giulia l'investimento medio ha raggiunto i 212.494 euro, solo il Veneto con 194.896 euro, la Sardegna e la Toscana rispettivamente con 187.413 e 182.930 euro hanno registrato importi inferiori. La media nazionale si è attestata su 247.531 euro. Gli oneri complessivi a carico dello Stato per le detrazioni maturate in Friuli Venezia Giulia hanno toccato i 2 miliardi e 900 milioni di euro, pari al 2,4% della spesa totale. I dati sono stati resi noti dall'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha espresso forti critiche in merito al superbonus sin dalla sua introduzione, luglio 2020, e che continua a sottolinearle in una nota fortemente critica. A livello nazionale il super ecobonus 110% è costato alle casse pubbliche 122 miliardi e 600 milioni di euro di detrazioni fiscali. Se lo Stato, sottolinea la CGA di Mestre, avesse investito queste risorse pari a oltre 6 punti di PIL per realizzare alloggi pubblici ad un costo ipotetico di 100.000 euro cada uno, si potrebbe contare su 1.200.000 nuove unità abitative. In linea puramente teorica, avremmo potuto demolire tutte le 800.000 case popolari presenti in Italia, molte delle quali versano in condizioni fatiscenti, e ricostruirle con tecniche innovative e con classi di efficienza energetica elevate. Disporremmo inoltre di 400.000 alloggi pubblici in più di quanto se ne continua adesso. Investendo tutte queste risorse nel social housing, sottolinea ancora il documento della CGA di Mestre, avremmo in massima parte risolto l'emergenza abitativa che colpisce in particolare le fasce sociali più deboli del nostro paese, corrispondenti, secondo il Censis, a 3 milioni e mezzo di persone. Il sindaco di Piazza interviene in merito ad un dato per certi versi incontrovertibile a Trieste, anche quando il maltempo provoca disagi notevoli, specialmente in alcune zone, non si verificano episodi particolarmente gravi come invece accade in altri luoghi del nostro paese. Il comune, spiega il sindaco, è intervenuto in maniera pesante e i risultati positivi ci sono.
In questo momento tutta Italia del nord è sott'acqua, guarda caso a Trieste non succede mai niente, perché? Ma perché perché è meglio prevenire che curare. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza sintetizza, ricorrendo ad uno slogan di qualche anno fa, quelle che si stanno rivelando buone pratiche intraprese dal Comune per quel che riguarda i potenziali rischi idrogeologici. Intendiamoci, non è che a Trieste non vi siano problematiche. Rispetto ad altre città è però indubbio che non vi siano i risultati talvolta sconvolgenti cui altre zone vanno incontro. Di Piazza cita 2 episodi relativamente recenti a testimonianza dell'impegno in tal senso di Palazzo Sipario. Milioni di euro su via Carducci, vi ricordate che abbiamo aperto tutto, abbiamo tirato fuori tonnellate e tonnellate di detriti, ma mi ricordo via Perarolo a Barcola abbiamo tolto 150 cubi di materiale all'interno che se rimaneva quel materiale l'acqua avrebbe fatto esplodere per dirti la cosa. Infine, il sindaco interviene su un'altra questione che ha a che fare con l'ambiente e che si ripresenta con una certa puntualità. Quando sento le polemiche che viene tagliato un albero, ma un albero viene tagliato non dal sindaco, ma da un ingegnere forestale che decide, visto che abbiamo la bora, che non succeda qualcosa. La consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra Serena Pellegrino ha riflettuto a Sveglia Trieste sulla mobilità regionale, lanciando una proposta per disincentivare l'utilizzo delle automobili. La città di Roma ha le sue metropolitane e poi tutti sposti in pochissimi minuti da una parte all'altra della città. Poi vabbè, Roma ha la sua peculiarità che dove scavi trovi il mondo, quindi abbiamo una metropolitana ferma ormai non so neanche da quanti anni, però un territorio, faccio l'esempio anche del Carso o dell'Interland di Udine, se noi mettiamo nel centro del cuore di Udine e facciamo un raggio come Roma, noi abbiamo inglobato una quantità di paesi che anziché portare le automobili dentro il centro della città ogni 10 minuti passano 2 vagoni anche senza conducente, perché ormai abbiamo automotive assolutamente avanzata. E noi potremmo veramente, non dico lasciare a casa le automobili, ma fare quella intermodalità che i miei professori negli anni 90 mi insegnarono, dove tu prendi la tua bicicletta da casa, arrivi in stazione, monti con la tua bicicletta sul treno. Questo l'abbiamo fatto, tant'è vero che gli austriaci arrivano con la loro bicicletta, montano sul trenino e se ne tornano a casa con la bicicletta. Ecco, questa è stata un'operazione fatta bene, solo che non può fermarsi lì, deve proseguire. Aumentare il fondo amianto e che il CRUA diventi riferimento regionale sono alcune delle richieste emerse durante l'illustrazione della mozione delle opposizioni in Consiglio regionale accolta in forma bipartisan. L'urgenza è quella di convocare quanto prima il tavolo con la società partecipata pubblica della cantieristica navale e con le associazioni delle vittime dell'amianto, previsto dalla mozione votata all'unanimità e che deve avere come regia quella direttamente del Presidente Fedriga, al quale noi diamo tutto il supporto possibile. Aumentare i soldi del Fondo per le vittime di amianto, promuovere un tavolo di concertazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Fincantieri e associazioni e proporre al governo una revisione delle norme sull'amianto. I consiglieri regionali di Partito Democratico e Patto per l'Autonomia, rispettivamente Diego Moretti ed Enrico Bullian, hanno prodotto queste richieste con una mozione che è stata sottoscritta da quasi tutto il Consiglio regionale. Ma non finisce qui, i consiglieri di opposizione hanno un altro obiettivo. Dall'assessore del CADI finalmente, dopo anni di proposta andata a voto, c'è l'impegno ad ampliare il ruolo regionale del CRUA all'interno di un'organizzazione ben definita, quindi il Centro Regionale Unico Amianto, all'interno di una definizione organizzativa ben definita di livello regionale, cosa sulla quale finora c'era stato l'assoluto silenzio da parte della Giunta regionale. In questo senso, per la legge di assestamento di luglio puntiamo a istituire un fondo di rotazione che possa essere utile per le società di gestione del servizio idrico integrato a sostituire appunto
quelle che sono le tubazioni rivestite d'amianto, diciamo, attraverso lo strumento di un fondo di dotazione regionale che possa aiutare questo tipo di investimenti. L'obiettivo massimo in questa fase è quello di implementare il fondo vittime amianto, accogliere il maggior numero di vittime, che ora non è, come dire, non tende all'universalità, e implementare il valore economico delle prestazioni che il fondo eroga. Questa è la prima questione. La seconda questione, che poi sono contenute nel documento, nella mozione del Consiglio regionale, è quella di pensare al modo più puntuale e più efficace alla ricerca, ovvero finanziare la ricerca. Chiudiamo con il meteo rapidamente. Un promontorio anticiclonico si estenderà sull'Italia, ma il Friuli Venezia Giulia domani sarà marginalmente interessato dalle condizioni di moderata instabilità presenti sulla Slovenia. Martedì affluiranno correnti meridionali più umide. Per domani dunque sulle zone centro-occidentali cielo in prevalenza poco nuvoloso, da poco nuvoloso a variabile sulla fascia orientale, dove saranno probabili rovesci e temporali nel pomeriggio rispetto alle altre zone, venti a regime di brezza sulle zone occidentali, borino sulle zone orientali, specie dal pomeriggio sera. Ci vediamo alle 19:30, buon pomeriggio a tutti e arrivederci.